In Inghilterra dopo già da spö passa miliards rats e reginas, ma il pövel non acceptaiva semplicemente che els hem da pair una pruna impostas. Con un sdoster hem els contangia che lo rats e reginas non potevano fare ce volevano. Els stavano aduna domander l'opinione de cavaliers e liet nöbla. Quels es incontraivano per discutere davar drobas che il rat voleva fare. Qued era loro già una sorta parlament. Che il Parlament is durant ils centiners diventò aduna più important e pussent. U otter dit, las famiglie royales hem pers lor pussenza. Usche reclamen els abitants ozin dier più cönge davar ils politikers sco davar la famiglia royala, sch'al paiais no vaim note nor il giavüst il pövel. Mel roce la quina ozin di ger più pocia pussenza o la istes ger da fer. Ella e sia famiglia hem da procurer che la Grande Britannia sia representata bene ent l'exterior. Els hem di mena de musser quen gentils e flots che els inglais pem esser. Che la Grande Britannia volesse per esempio fare una buona impressione di un altro paese, lura sola Queen invidere al presidente a Londra, co per esempio in 3 anni il presidente della Cina. Qui des giudere la relazione politica tra ils paesi, ma decider de var droba politica che la non può la Queen. Ella ha però il diritto di venire informata e poter cusals. Pi da quei clappa ella mince di ils föls importants ci occupan giusto els politikers della Grande Britannia. E perché els servezen peia mince inglais una parte de sies impostas. Usche sola Queen viver e eras presenteres cu una dretta regina. Ed ils prins, ch'els sun sovens invedient il nom de lor paiais, e que sull'inter mond. Els hem de fer visitas ad otros paiais o organizaziuns. Tiers hem els de s'engager per bunas robes, que, vice sun fitch conscients, sull'inter mond.